Ah, buon dai, oh, mi pare che non mi so dimenticare nessuno, che te, qualche duni... Ciao giovani, pare che sono anche me, Bauco. Sento una vocina, chi sito? Come che so? Chi sito ti? Vabbè, e ora, attenzione, no, perché, scusa un attimo, forse mi sono dimenticato di comunicare alla regia che oggi non c'erano telefonate da casa, per cui se è una telefonata a casa mettete su, dalla prossima volta invece potete telefonare, anzi se vuoi mandare il numero e così intanto si segna che da lunedì prossimo puoi telefonare. Beh, mi saria Italo comunque. Ancora sì! Vabbè, un applauso! So qua da quando vi ha sta bio e Malte qua, che era a clinica dell'acqua urinata qua una volta. Qui ho fatto il trasloco, qui mi vado a smentega qua. Ah, e ora non era una telefonata questa, te sei proprio qua, ma dove sei? So su in regia. Come te sei su in regia? Mi so regia, mi so il capo della regia. Oh, capito mica che te eri ancora qua, ancora prima, ma mandavo via dalla regia. Chi sei che te ha messo? Il megadito da tendete perché sa che te si bauco. Ah, ecco. Vabbè, dai. Poi ora adesso che te si che ti attendi, siamo invece su una botta di ferro qua. E da quando bauco che te siete, te che te smentegare che te devi mandare a reclam. Orco canche sei a reclam. Anche massa. Vabbè, oh, per fortuna che te si che anche con tutti i problemi che te puoi avere. Quanti anni te hai ormai, Italo? Beh, dovrei avere intorno agli 80 sie, ma che dimostro 100 sie. Ah, beh, hai porto bene. A te si mantegno giovane, Mi porto tutti. Ah, bene, bene, bene. E ora ti dici che adesso c'è la pubblicità? Anche massa. E ora vai che mandiamo la pubblicità e non sbaglio. Una bella reclam. Una bella reclam con cilisina. Boogie realizza il videoclip del tuo gruppo e lo mette in onda. Guarda i video che abbiamo già realizzato su www.boogierecord.it e su Telecittà. Boogie è videoproduzione, realizzazioni gadget ed edizioni musicali. Cosa aspetti? Corri su www.boogierecord.it. Tosi de Campagna ti aspettano. Temar, pulitura, lucidatura, satinatura metalli, sabbiatura, decorazioni su vetro. Temar è a Martellago in via Fornace 28. Per informazioni telefono allo 041 54 00 022. Boschello Music Store è a Milano in via Galileo 2. Per informazioni telefonici 041 57 02 456 o visita il nostro sito internet www.boschello.com. RCA Beverage, da oltre un quarto di secolo, affidabilità, qualità e professionalità, il partner ideale per il tuo locale. RCA Beverage, contattaci per conoscere i nostri prodotti, birra da tutto il mondo, acqua, vino, bibite e bevande delle migliori marche. RCA Beverage non ti lascia mai solo, consulenze, impianti di spillatura, progettazione ed allestimenti per valorizzare ed ottimizzare la tua attività. RCA Beverage è in via Menine Domenico dei 1017 a Camponogara, Venezia. Per informazioni e contatti puoi telefonarci al numero 041 462 030 o visitare il nostro sito www.rcabeverage.it. E bentornati in studio! E dopo il carosello siamo tornati qua nel studio di Tosi de Campagna, a nuova trasmissione che siamo di fare qua su Telecittà con tutti i Tosi de Campagna di tutto il circondario. E ora abbiamo un ospite speciale oggi che io presentavo prima e lo ripresentiamo adesso perché facciamo una bella intervista e è Furio dei Scaggi. Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Con una bella felpetta, ho scritto Santa Marta, Santa Marta, 2054. Ah, bene, bene, bene. E ora, come andiamo Furio? Ti vedo bene, sempre pieno di robe da fare, non sta a domandare perché non mi ricordo. Ah, bene, e ora, abbiamo già finito, e ora... No, invece sei venuto io, sei un promotore dei Padogunners e io sei promotori di Furio, sì o no? Sì, o viceversa. Non a caso il nome Padogunners è venuto fuori dalla mia mente. Ah, da tua proprio sì, Padogunners, sì, ho visti che aveva un vizio che ora si cimentava molto spesso
e ora mi ricordo il nome di Padova, il suo vizio, ci veniva Padogunners. Diciamo che sarebbe dei pacifisti o dei pacifisti, come fondamentalmente sì, rimette fiori dentro sui cannoni. Esatto, fiori, proprio quei profumati che... Sì, fiori. Bene, dai, comunque, noi altri siamo qua, gridiamo, scherziamo, bigui, bagui e tutto quello che quadrio, però siamo in presenza di una delle persone che la musica in dialetto si era quasi inventata io, quella moderna. È sempre stata. Quella moderna, diciamo, se io parlare la famiglia dico, boh, se io parlare... Sì, quella moderna, diciamo che è moderna grossa, giusto, una bella spada. Uno dei portare più avanti la musica dialettale al di fuori del proprio contesto, insomma, della propria città. Uno degli argomenti che vogliamo trattare qua, oltre appunto a fare dei casini con gli amici, come che è giusto che si faccia, deve essere un argomento anche serio, tra virgolette, che è proprio la musica in dialetto. E ora ti si andà a Sanremo con la musica in dialetto e penso che te possa essere un'autorità su quello che concerne questo discorso qua. Perché... tanto non mi ricordo perché ero molto sotto effetto delle droghe, per cui... è così. Per cui ho pochi ricordi di che a volta. Mi tocca anche a me andare a guardare sui giornali cose che dopo ti ho visto a televisione, ma... Zero mi. Sì, zero mi, effettivamente, zero mi. Cosa vuoi che ti dica? È così. Ma contimi, 2 minuti, no... Ma penso che c'era un momento differente della storia, nel senso che i discorsi portati avanti, con cultura fresca, con musica in dialetto, già i discorsi interessavano molto di più su quel momento storico, per cui ne seguiva un fiat tutti. E il successo si sta perché forse in quel momento già eravamo gli unici che faceva musica dialettale insieme con dei ritmi moderni, con della musica moderna. E in quel momento, dopo il periodo di Sanremo, con tutta la gente che cantava in playback, eccetera, eccetera, si tornava a musica suonata e cantata, e persone che si interessavano alla musica in quel momento volevano sentire qualcosa di nuovo, veramente nuovo, e in altri in quel momento già eravamo i più pronti, più avanti rispetto ad altri gruppi che arrivavano dal Salento, da Napoli, dal Piemonte, che ne c'era parecchi, insomma, in quel periodo che c'è stato il periodo delle posse. E probabilmente questo ne ha aiutato, e ne ha aiutato tantissimo il fatto che in altri in quel momento già eravamo proprio straconosciuti, già a fine degli anni '80 si faceva dei concerti senza avere né dischi né video né niente, in giro per il Veneto, e facevamo sempre centinaia di persone, se non migliaia di persone, per cui appena che sta il disco pronto all'inizio degli anni '90 tutti si andavano a comprare da DA l'effetto della pittura, senti che bella parola, tracimà. Gade culpital fuori della piscina praticamente, come le amare prima che veniva fuori tutto, e dovessero chiamare e pompe da tutta Italia per portarsi via questo effetto. Beh, immagine agricola, beh, mi piace. È così, adesso sono più difficili. Ma secondo te, adesso ti parlo anche a fiappa esperienza, diciamo, anche di esperienze che abbiamo vissuto insieme. Sì. Perché invece adesso, a parte che dei gruppi che cantano in dialetto veneto che ne pochi, nel senso che voi altri ancora, Guiscaggi, che propone all'interno del spettacolo qualcosa, che siamo uniati con Roma Terra, che è Medrano, però pare quasi che i giovani non fossero invitati tanto a cantare in dialetto. Sì, ho capito, ma il fenomeno dove che è molto sentito e molto amato, perché è successo che avevi altri, soprattutto come Roma Terra, e anche Herman, è evidente e importante. E si va da sperare che ritorna un fiale amore per la musica, perché è quello che manca adesso rispetto a quei tempi che te parlo io. Una volta uno andava a dire cosa facciamo stasera, andiamo a vedere un concertino, adesso facciamo stasera, andiamo a vedere il DVD, andiamo a vedere la partita del Real, e manco l'idea di andare a vedersi un concerto. Per cui dopo, come che si sta con gli altri, continua a essere con gli altri, che gli amanti della musica attraverso il passaparola, attraverso la cassetta una volta, il CD, e adesso avete MP3, tra un fiacco forse del pensiero, si manda la musica uno con l'altro e si diffonde. Purtroppo manca un fiale all'amore della musica, sappiamo benissimo che tanti locali non esiste più, a cui che non ha più la forza di creare dei punti importanti di cultura. Scusami se parlo dopo questa parola.
ma siamo in campagna. non so, parlo del... sei te. Scusa il pubblico agricolo. I